Allerta meteo arancione per pioggia fino a domani mattina sul Levante. È previsto un peggioramento nella notte. La perturbazione porterà con sé vento forte, mare mosso e pioggia. Chiusa la fase delle preiscrizioni, le scuole superiori del Tigullio confermano la tenuta degli iscritti. 2 le classi del linguistico che saranno attivate a Chiavari, ma manca ancora la sede. La Collina delle Grazie a Chiavari diventa laboratorio a cielo aperto per gli studenti di architettura dell'Università di Genova. Siglato un accordo con la società HGM che ha in gestione l'area del Torriglia. Videomessaggio del Papa in vista del viaggio negli Emirati Arabi. Francesco sarà il primo pontefice a visitare il paese in occasione dell'incontro interreligioso di Abu Dhabi. Un invito a testimoniare la bellezza della vita è quello scaturito dalla veglia celebrata a Carasco in prossimità della giornata per la vita. Al termine della preghiera la benedizione delle mamme. In preghiera per le vocazioni e per i religiosi. Domani si celebra la giornata per la vita consacrata. A Chiavari la Santa Messa presieduta dal Vescovo con la festa per gli anniversari di consacrazione. Resterà aperta ancora alcuni giorni a Rapallo la mostra sul fenomeno delle migrazioni curata dagli alunni dell'Istituto San Benedetto con racconti e testimonianze dei migranti di ieri e di oggi. Buonasera ai telespettatori di Tigullio Oggi. In apertura il maltempo, è scattata alle 18 di oggi sul Levante l'allerta arancione per pioggia. La zona di Genova e dell'entroterra genovese e savonese invece sono attualmente in allerta per neve. Una ulteriore evoluzione dello scenario meteo è prevista per le prossime ore, evoluzione piuttosto complessa perché saranno associati fra loro diversi fattori. Abbiamo fatto il punto con il portavoce di ARPAL Liguria, Andrea Lazzara. Sentiamo. Per quello che riguarda il Levante in particolare, la perturbazione che ci sta interessando e che comunque concederà tra la notte e le prime ore del mattino di domani una tregua, però porta accumulate significative. Per questo la zona C va in gialla per pioggia sui bacini medi e grandi dalle 15 alle 18 di oggi, venerdì. Poi dalle 18 di oggi fino alle 8 di domani, sabato 2 febbraio, sarà in arancione i medi grandi, quindi vuol dire che si tratta di bacini che hanno dei tempi di risposta più lunghi alle precipitazioni, quindi ancora gialla, allerta gialla fino alle 15 di domani. I bacini piccoli della zona C sono invece in allerta gialla per pioggia, diciamo così, dalle 15 di oggi alle 15 di domani sabato. Per quello che riguarda invece un'altra zona, le altre zone di interesse per il Levante, parte della zona B almeno è la zona E, dove c'è la Val d'Aveto ad esempio, per pioggia allerta gialla dalle 14 alle 23:59 di oggi, venerdì 1 febbraio. Questo per quello che riguarda la pioggia. Poi c'è la neve, perché anche questo è un fenomeno assolutamente importante, oltre al fenomeno del gelicidio che si è già verificato nelle ultime ore per la zona dunque ad esempio per la zona della Val d'Aveto. Per quanto riguarda la neve c'è l'allerta arancione che è stata prorogata fino alle 21 di oggi, venerdì 1 febbraio, poi sarà allerta gialla fino a mezzanotte. Ma non finisce qui, perché sempre per la neve domani allerta gialla dalle 8 alle 18. Dunque come potete intuire c'è una vasta gamma di fenomeni, abbiamo detto del gelicidio, dobbiamo dire del vento, ma anche delle mareggiate che interesseranno un po' tutte le coste. Dunque è una situazione sicuramente da seguire e da monitorare. Si può monitorare ovviamente con il sito allertaliguria.gov.it. Ricordiamo che la cartina che indica in home page la situazione indica il massimo grado di allertamento per tutti i fenomeni per la zona presa in considerazione. Dunque allertaliguria.gov.it, il sito ARPAL www.arpal.gov.it, la pagina Facebook di ARPAL. E le condizioni meteo rendono difficoltosi gli spostamenti, ovviamente la raccomandazione è quella della prudenza per chi si mette in viaggio, soprattutto nelle zone interne del nostro territorio. Attualmente la circolazione non ha problemi sulla rete autostradale, come vediamo dal sito di Autostrade per l'Italia. Si segnala comunque, appunto, dicevamo, neve sui tratti interni di valico e pioggia sulle restanti tratte autostradali. È chiuso al momento, viene segnalata la diramazione
frazione A26 A7 Predosa Bettole, l'autostrada dei Trafori. E intanto questa mattina il traffico è rimasto bloccato invece sulla A26 fra il bivio con A10 Genova Savona e Masone verso Gravellona Toce. Un mezzo pesante poco dopo le 9 è andato a sbattere contro la barriera spartitraffico all'altezza del chilometro 11,4 sul viadotto San Pietro. Autostrada ha deciso la chiusura del tratto, si sono formate lunghe code e nella tarda mattinata la situazione è tornata alla normalità. La viabilità è comunque fortemente rallentata dalle condizioni meteo, dicevamo. E nuova giornata d'emergenza con allerta meteo nivologica che ha messo dura prova anche il servizio di ATP. A fine giornata si è risolta positivamente grazie al sistema basato sull'utilizzo di gomme termiche su tutti i mezzi e l'uso di bus di dimensioni medio-piccole. Così il servizio si è svolto regolarmente per quanto riguarda il trasporto autobus sul 97% delle tratte servite da ATP. Per il Tigullio si sono riscontrati problemi per impraticabilità delle strade solo lungo le linee 111, 112 e 113, quelle che collegano alcune frazioni di Rezzoaglio. Inoltre c'è stata la richiesta esaudita da parte di Trenitalia di avere la disponibilità di 5 mezzi. E in queste ore si è assistito, almeno per la Riviera di Levante, ad un innalzamento delle temperature che ha interessato anche le vallate interne, compresa la Val d'Aveto, dove le centraline Limet hanno segnato più 3 gradi al Prato della Cipolla. Qui ha piovuto per gran parte del pomeriggio, compromettendo il manto nevoso accumulatosi nei giorni scorsi. La decisione di aprire o meno le piste da sci sarà presa domani mattina alle 5 e appena la luce del sole permetterà di capire la consistenza della neve rimasta. Questa è la decisione comunicata dalla società attraverso la pagina Facebook di Internet. Voltiamo pagina, si sono chiusi ieri i termini per effettuare la scelta della scuola superiore. Anche nel Tigullio l'andamento delle preiscrizioni segue la tendenza nazionale che ha evidenziato una crescita dei licei e la tenuta degli istituti tecnici. I dati sono ancora parziali, ma abbiamo provato a fare un quadro delle classi dei diversi istituti del nostro comprensorio. Vediamo. Con buona probabilità si riuscirà a formare una classe prima all'Istituto Agrario Marsano a San Colombano Certenoli. Saranno 2 invece le classi del linguistico che dovrebbero aprire a Chiavari sotto la guida del Liceo Davigo, anche se resta da risolvere il problema degli spazi, mentre partirà all'Istituto in memoria dei morti per la patria di Chiavari l'indirizzo sperimentale RIM, Relazioni Internazionali per il Marketing, con l'insegnamento di 3 lingue. Sono queste alcune delle novità che emergono a poche ore di distanza dalla chiusura dei termini per le iscrizioni alle scuole superiori nell'anno scolastico 2019-2020. Pur facendo i conti con un calo generalizzato della popolazione scolastica, sceso di 320 unità rispetto all'anno scorso, gli istituti del territorio tengono in termini di iscrizioni. L'istituto che conta più iscritti resta il Liceo Marconi del Pino. Sono 333 i ragazzi che hanno scelto di frequentare le lezioni a Chiavari, così suddivisi: 75 il classico, 125 lo scientifico, 92 le scienze umane e 41 l'indirizzo economico-sociale. Il Liceo Davigo conta invece oltre 240 iscrizioni alle classi prime. 26 ragazzi formeranno una prima del classico a Rapallo, 61 seguiranno invece le lezioni dello scientifico a Recco, 151 gli iscritti per l'indirizzo linguistico, 62 seguiranno le lezioni nelle aule di Rapallo, 37 a Recco, 52 a Chiavari, dove si attiveranno dunque 2 classi. Tengono le iscrizioni anche al Natta De Ambrosis di Seste Levante e Chiavari, dove nei prossimi giorni, solo numeri esatti alla mano, si capirà se verrà attivata la classe dello scientifico a Rezzoaglio. Crescono di un 20% gli iscritti all'Istituto in memoria dei morti per la patria di Chiavari, attestandosi intorno al centinaio. Privato dell'indirizzo linguistico, riuscirà comunque ad attivare il corso sperimentale RIM con la partenza di una classe nella quale verranno approfondite sempre 3 lingue straniere. Confermate le 2 classi di ragioneria e una di geometri. Più di 100 gli iscritti al Liceti di Rapallo, anche qui confermate le 2 classi del Liceo Scienze Applicate, le 3 al turistico, le classi, una ciascuna al Liceo Sportivo, al professionale e ai geometri. Poco meno di un centinaio gli iscritti al Cabotto di Chiavari, dove sono confermate le 2 classi di grafica e una ciascuna per i servizi commerciali e i servizi sociosanitari. Circa 80 gli studenti al Liceo Artistico Luzzati di Chiavari, che dovrebbe riuscire a confermare 4 prime. 73 infine gli iscritti per il Marsano, che dovrebbe riuscire ad attivare la classe distaccata San Colombano Certenoli. 22 gli iscritti alla scuola alberghiera di Lavagna, che raggiunge così la sua capienza massima.
Per il linguistico di Chiavari attendiamo i numeri definitivi delle iscrizioni per capire dove collocare le aule. Questo è il commento del delegato all'istruzione della città metropolitana Roberto Cella. In questi giorni proseguono i contatti tra Regione Liguria, il MIUR e la città metropolitana. Stiamo valutando attentamente le esigenze degli istituti e gli spazi disponibili, spiega il consigliere. Per le considerazioni finali saranno fondamentali i numeri degli iscritti alle scuole individuate come sedi idonee. Working Tourism è il nome dei nuovi corsi di formazione finanziati da Regione Liguria per favorire l'occupazione nel settore turistico, alberghiero e della ristorazione. L'offerta viene eseguita da 5 soggetti, tra questi il Villaggio del Ragazzo che è ente capofila. In particolare saranno formate 3 figure: cameriere, cuoco e barman. Le lezioni avranno una durata compresa tra le 600 e le 800 ore, diverse le sedi dove si svolgeranno le attività di formazione. Tra queste c'è la scuola alberghiera di Lavagna. Giovani e adulti disoccupati possono iscriversi entro il 7 di febbraio. Informazioni si trovano sul sito del Villaggio del Ragazzo. E restiamo a parlare di scuola perché è stato siglato questa mattina un accordo tra la Fondazione Torriglia, la società HGM e l'Università di Genova. La Collina delle Grazie, di cui è in corso un lavoro di recupero ambientale e turistico, diventerà terreno nel quale gli studenti potranno elaborare progetti e non solo. Vediamo. Un laboratorio a cielo aperto dove provare a mettere in pratica concretamente il recupero di un territorio oggi abbandonato ma dalle enormi potenzialità. È quello che sarà per gli studenti della Facoltà di Architettura dell'Università di Genova e non solo la Collina delle Grazie a Chiavari, una porzione molto pregiata di proprietà della Fondazione Torriglia e data in gestione con un contratto di affitto alla società HGM, la quale ha intenzione di recuperarla dal punto di vista turistico e ambientale. Siamo convinti infatti che soltanto con il ritorno dell'uomo in qualche maniera su quella zona si possa preservare un ambiente unico, quindi nessun tipo di speculazione, anzi il pregio di quella zona di tipo ambientale ci consentirà poi di promuoverlo meglio, perché l'intenzione è quella di farne un albergo diffuso, quindi di creare condizioni perché si sviluppi un certo tipo di turismo a Chiavari e insieme con le attività turistiche si possa sviluppare anche nuova occupazione. Questi sono gli obiettivi fondamentali, per cui nessun intento speculativo, nessuna voglia di stravolgere un sito che comunque è patrimonio del Torriglia ma anche di tutti i chiavaresi, e quindi l'auspicio è che possa ritornare anche la popolazione chiavarese a frequentare quelle zone attraverso appunto il recupero dei sentieri e quant'altro. Nel frattempo continua l'opera di pulizia affidata al Pellicano Verde, cooperativa del gruppo Tassano. Rovi e sterpaglie sono state tolti e sono tornate accessibili diverse zone dell'uliveto che sale lungo la collina. Resta da sciogliere il nodo legale relativo alla competenza di alcuni interventi urgenti di manutenzione, ma l'accordo siglato con l'università rappresenta un segnale di attenzione da parte della società HGM. È un segnale di conferma da parte di HGM e di attenzione al territorio. Da parte nostra stiamo cercando con HGM, in termini di confronto civile direi, di risolvere questo problema interpretativo di questo contratto che lascia adito a interpretazioni diverse, e dobbiamo cercare di trovare una sintesi che dia soddisfazione a entrambe le parti. Chiavariturismo.it è il nuovo sito di promozione turistica della città e dei suoi eventi. Lo spazio virtuale per conoscere la storia, le tradizioni e le eccellenze di Chiavari è stato presentato questa mattina in comune alla presenza dei rappresentanti delle associazioni di categoria e degli amministratori. Una grafica accattivante e dinamica, ottimizzata per smartphone e tablet, che potrà soddisfare la curiosità degli utenti grazie alle sue diverse sezioni. Per rafforzare l'immagine della città attraverso le sue peculiarità ed eccellenze è stato dato molto spazio alle immagini, con un video di presentazione in home page e una raccolta di foto storiche e attuali. Chiavariturismo.it ospiterà le manifestazioni turistiche, culturali e sportive che si svolgeranno all'interno del comune, fornendo orari, luoghi e approfondimenti per fornire ai visitatori uno strumento funzionale e aggiornato. Il portale online da questa mattina sarà possibile accedervi tramite anche il portale istituzionale www.comune.chiavari.it. E sono in vigore da oggi a Rapallo le nuove disposizioni in materia di gestione integrata dei rifiuti e di pulizia urbana della città di Rapallo. Cambiano gli orari per il conferimento del vetro. Da ottobre ad aprile sarà possibile depositare nelle campane il vetro dalle 7 alle 22. Da maggio a settembre gli orari invece slittano di un'ora, dalle 8 alle 23. Il rifiuto biodegradabile delle cucine, l'organico, va invece conferito nei contenitori di prossimità identificati dal colore marrone all'interno di sacchi di carta consegnati dal gestore. Fino
Fino alla consegna dei sacchi il rifiuto potrà essere conferito negli stessi contenitori all'interno di sacchetti biodegradabili e compostabili. L'ordinanza regola anche l'obbligatorietà del porta a porta per le utenze non domestiche e il sistema sanzionatorio. Dal prossimo 15 aprile inoltre non sarà più possibile utilizzare per il conferimento dei rifiuti sacchi neri o comunque di colore e spessore tali da non permettere il riconoscimento del contenuto. Da domani infine il centro di raccolta del Poggiolino diventa centro intercomunale e potranno accedervi anche gli aventi diritto del comune di Zoagli. Voltiamo pagina, il Papa, siamo fratelli pur essendo differenti, lo dice Francesco nel videomessaggio in occasione del prossimo viaggio negli Emirati Arabi Uniti dal 3 al 5 febbraio. Francesco ad Abu Dhabi parteciperà all'incontro interreligioso sul tema fratellanza umana. Sentiamo il suo messaggio. Caro popolo degli Emirati Arabi Uniti, Assalamu alaikum, la pace sia con voi. Inizia così il videomessaggio che Papa Francesco ha indirizzato al popolo degli Emirati Arabi, dove, primo pontefice nella storia, sarà in visita dal 3 al 5 febbraio. Sono felice di poter visitare tra pochi giorni il vostro paese, terra che cerca di essere un modello di convivenza, di fratellanza umana e di incontro tra diverse civiltà e culture, dove molti trovano un posto sicuro per lavorare e vivere liberamente nel rispetto delle diversità. Francesco ricorda come il fondatore degli Emirati Arabi, lo Sheikh Zayed, dichiarasse che la vera ricchezza non risiede nelle risorse materiali, bensì negli uomini, nelle persone che costruiscono il futuro della loro nazione. Ringrazio vivamente Sua Altezza, lo Sheikh Mohammed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, che mi ha inviato a partecipare all'incontro interreligioso sul tema della fratellanza umana. L'incontro interreligioso si terrà lunedì pomeriggio al Founder Memorial di Abu Dhabi. Un ulteriore significativo appuntamento sarà la messa che il Papa celebrerà martedì nello Zayed Sport City Stadium di Abu Dhabi. Il Ministero delle Risorse Umane ha annunciato che la giornata sarà considerata festiva per i dipendenti del settore privato muniti dei permessi per partecipare alla celebrazione. Secondo le stime del Vicariato Apostolico dell'Arabia Meridionale, negli Emirati Arabi vive 1 milione di cattolici, ma per la messa di martedì verranno distribuiti 135.000 biglietti, numero che corrisponde alla capienza massima dello stadio. Sono felice di questa occasione offertami dal Signore per scrivere sulla vostra terra una nuova pagina di storia delle relazioni tra le religioni, confermando che siamo fratelli pur essendo differenti. Con gioia mi accingo a incontrare e salutare Eyal Sayid Firda Saida, i figli di Sayid nella casa di Sayid, terra di prosperità e di pace, terra di sole e di armonia, terra di convivenza e di incontro. Veniamo adesso in diocesi, un invito a testimoniare la bellezza della vita e ad accogliere senza pregiudizi chiunque chieda aiuto. Lo ha formulato il vescovo Alberto Tanasini nella riflessione proposta ai volontari del Movimento per la Vita del Tigullio in occasione della veglia per la vita celebrata a Carasco. Al termine c'è stata anche la benedizione delle mamme. Vediamo. La vita è gioia e la sua bellezza va testimoniata, come hanno fatto i neonati che con il loro pianto hanno offerto la colonna sonora ideale alla veglia per la vita celebrata nella parrocchia di San Marziano a Carasco. Dopo il canto, la riflessione e la preghiera, il momento più commovente è stato quello della benedizione delle neomamme e delle mamme in attesa. Quest'anno è stato bellissimo sentire il pianto dei neonati, le mamme che allattavano. È stato un momento molto intenso, soprattutto l'omelia del Vescovo che ci ha come sempre tracciato e indicato il cammino per noi che siamo volontari impegnati alla vita e che ci impegniamo a salvare la vita, perché tante mamme anche che sono state qui stasera sono state salvate e hanno dato alla luce dei bambini meravigliosi. Questo frutto della vita, che è il dono della vita, è la cosa più importante. La vita è dono e come tale non è nella nostra disponibilità. Lo ha ricordato il vescovo Alberto Tanasini nella riflessione proposta al termine del momento di preghiera. Impegniamoci a dare questa testimonianza della bellezza della vita, ad aiutare chi è in difficoltà,
Impegniamoci ad essere dolci, teneri con tutti. Non possiamo affermare il valore della vita con uno stile di aspro combattimento contro. Dobbiamo essere propositivi, capaci di incontrare, di parlare, di dialogare. L'accoglienza è lo stile dell'opera dei centri di aiuto alla vita, che a Chiavari e Rapallo e nelle 2 sedi staccate di Sestri Levante e Santa Margherita Ligure distribuiscono vestiti e oggetti per la prima infanzia alle mamme in difficoltà, ma propongono anche l'aiuto economico con il progetto Gemma. Alle mamme veramente che hanno grosse difficoltà diamo un 160 euro al mese per 18 mesi. 160 euro al mese non sono tantissime, però per molte ragazze, per molte giovani, per molte famiglie che hanno già dei bambini sono un aiuto. Chiunque voglia aiutarci a fare il progetto Gemma può farlo contattandoci. La registrazione della veglia sarà trasmessa domani sera alle 21:15 su Telepace 2 al canale 85. E la preghiera è il cuore pulsante della vita consacrata. In diocesi la solennità della presentazione di Gesù al Tempio, che si celebra domani, 2 febbraio, sarà l'occasione per pregare per le vocazioni e per pensare ai consacrati, religiosi o laici, che dedicano la loro vita al Signore. La celebrazione in cattedrale con il Vescovo sarà trasmessa in diretta su Telepace 1 al canale 15. Vediamo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. È in famiglia che si impara a pregare. Oggi sorge spontaneo chiedersi perché, se è ancora importante, se ha valore. C'è chi dice io non so farlo o altri che vorrebbero imparare. Il cammino inizia tra le mura di casa per poi diventare un punto di riferimento. Lo è ad esempio per i consacrati che sabato celebreranno la loro giornata sul tema della preghiera, cuore pulsante appunto della vita consacrata. In diocesi ci sono numerose famiglie religiose che possono essere conosciute, le loro porte sono aperte. C'è chi fa della preghiera uno strumento di incontro con gli ammalati. Nel senso di ascoltarle, di aiutarle e nello stesso tempo siamo vicini a loro perché abbiamo il compito di portarle nella nostra preghiera davanti al Signore. Questo sempre. Chi in un momento difficile ha trovato forza nella preghiera della Chiesa. L'unico conforto e la comunione con i confratelli e con la Chiesa era proprio la liturgia delle ore e la Santa Messa. E questo mi ha nutrito e mi ha arricchito e mi ha dato la forza di andare avanti. E c'è chi ha imparato a pregare a poco, non per se stesso, ma per gli altri e sempre avendo fiducia in Dio. Mi sono abituata col tempo a fare preghiera di affidamento. Signore, queste cose non le capisco molto, ma le accetto, perché tu sai, molte volte lo dico anche scherzosamente alla gente con cui parlo, no? Che mi dicono, ma qui, ma là, ma il mondo oggi, non preoccupatevi, il Signore sa. Prima o poi sistema tutto. In diocesi la giornata per la vita consacrata si svolgerà a Chiavari con un programma ormai tradizionale. In cattedrale alle 6:15 parte la processione con i ceri, con il Vescovo che celebra e presiede poi la Santa Messa. Saremo contenti proprio di avervi molti con noi a celebrare questa nostra giornata. Resterà aperta ancora qualche giorno la mostra Cercando la felicità, dedicata al fenomeno delle migrazioni, realizzata dagli alunni della quinta elementare dell'Istituto San Benedetto di Rapallo nei locali della scuola. L'abbiamo visitata anche noi. 19 ragazzi della classe quinta dell'Istituto San Benedetto di Rapallo hanno studiato il fenomeno delle migrazioni e lo hanno approfondito con alcune ricerche. Ne è nata una mostra dal titolo Cercando la felicità. Tutto è nato molto spontaneamente. Ho assegnato un compito ai ragazzi, una semplicissima ricerca su termini come migrazione, razza, episodi di tolleranza o intolleranza. Dopo questa ricerca è venuta proprio fuori la volontà da parte dei ragazzi di approfondire questo discorso. Quindi abbiamo deciso, dopo aver capito che la migrazione è un fenomeno del tutto naturale, di dirlo a più persone possibili. Da lì è nata poi l'idea della mostra.
La mostra si articola in 5 tappe con allestimenti diversi fra loro: pannelli, foto, slide su supporto informatico, giornali, abiti e oggetti antichi, ed è stata realizzata utilizzando tutti i tipi di fonte, dai libri ai musei, uno su tutti il Galata di Genova, dalle testimonianze scritte a quelle orali. Li ho portati al Museo Galata, al Museo dell'Immigrazione, hanno avuto la possibilità di diventare dei migranti, hanno costruito la loro valigia di cartone, hanno viaggiato in prima classe, in seconda classe, in terza classe in condizioni molto difficoltose. Con i migranti hanno relazionato benissimo, hanno fatto amicizia, hanno capito che veramente la razza è solo una, è quella umana. Un'altra capacità che hanno acquisito i ragazzi è quella di relazionarsi in modo diretto con le persone. Hanno intervistato persone che sono in vita, sono esistite e che fanno veramente tanto per la società di oggi, e quindi hanno anche sicuramente capacità di esprimersi in modo adeguato nel mondo di oggi che lo richiede. I ragazzi hanno raccontato la storia di 4 di loro che provengono dall'estero, degli italiani che emigravano in America all'inizio del Novecento, dei giovani che cercano lavoro all'estero, degli stranieri che arrivano in Italia in cerca di fortuna e di speranza, del modello di accoglienza sviluppato a Riace e dei rapallesi che si sono rapportati con questo fenomeno nei secoli scorsi. Gli argomenti rispetto ai quali loro hanno espresso maggiore interesse sono stati approfonditi. Poi in realtà erano proprio gli argomenti che proprio di attualità, probabilmente ne sentono parlare in famiglia, probabilmente ne sentono parlare in giro, leggono anche loro qualche volta dei giornali, e comunque anch'io a scuola molto spesso e volentieri li informo sulle vicende del mondo. Protocollo di intesa tra il Comune di Santa Margherita Ligure e le pubbliche assistenze cittadine, la Croce Rossa e la Croce Verde. L'intesa ratificata questa mattina formalizza lo stretto rapporto tra il Comune e le pubbliche assistenze finalizzato ai servizi erogati ai cittadini in ambito di trasporto sociale, assistenza durante manifestazioni pubbliche ed educazione sanitaria. Il documento è stato firmato dal sindaco Paolo Donadoni, dal presidente della sezione di Santa Margherita Ligure della Croce Rossa, Gian Maria Conterno, e dal presidente della Croce Verde, Francesco Azzori. E anche il Tigullio aderisce all'iniziativa promossa in tutta Italia dal gruppo Resistenza 2 febbraio, che vuole chiamare a raccolta tutti i cittadini che vogliono far sentire la propria voce contro le scelte inumane di chi vorrebbe lasciare morire in mare coloro che scappano da guerra, fame e povertà. A partire dalle 14 domani pomeriggio il ritrovo è davanti a tutti gli edifici comunali italiani per dar vita ad una catena umana. Nel Tigullio i punti di ritrovo sono Chiavari e Lavagna. E adesso nella nostra agenda altri appuntamenti per domani. Appuntamenti per sabato 2 febbraio. Nel centro medico riabilitativo di Casarza Ligure avrà luogo dalle 9 alle 13 l'Open Day per la presentazione e la prova gratuita di una nuova tecnologia per la cura del problema dell'incontinenza. Mattinata di scuola aperta a San Bartolomeo della Ginestra Sestri Levante. Dalle 9:30 alle 13 si potrà visitare la scuola materna Don Stagnaro, che offre servizi per le classi nido, primavera, scuola dell'infanzia. Per i bambini dai 3 ai 6 anni l'appuntamento è alle 10 all'Orto Botanico dell'Università di Genova Hambury in Corso Dogali 1M. Dario Picella, tra musica e storie, guiderà i piccoli visitatori in un viaggio alla scoperta delle storie nascoste nel bosco e di tutti gli animali che lo abitano. Alle 14 in Piazza della Libertà a Lavagna si svolgerà l'iniziativa L'Italia che resiste, manifestazione spontanea di cittadini che formeranno una catena umana attorno agli edifici comunali. L'obiettivo è sensibilizzare sul tema dell'accoglienza e assistenza agli immigrati. Allo spazio aperto di Via dell'Arco a Santa Margherita Ligure lo storico Luigi Vinelli a partire dalle 16:30 parlerà su i Vinelli dal Tigullio al Rio della Plata. Sarà intitolata al giocatore del Genoa e della nazionale italiana Fosco Beccatini la piazza antistante all'ingresso del campo sportivo Sivori a Sestri Levante. La cerimonia avrà inizio alle 16:30. Quinto incontro della rassegna Uomini e Navi nel ciclo di incontri promosso dalla Lega Navale di Chiavari e Lavagna. Alle 17 nella sede del box 51 del porto turistico chiavarese Vincenzo Gaggero tratterà il tema Oltre l'orizzonte di Chiavari. Una serie di immagini e di considerazioni faranno conoscere luoghi e mari che si incontrano seguendo i 4 punti cardinali. Terzo appuntamento per il concorso teatrale nazionale Carlo D'Apporto alle 21 al Teatro della Lavagnina di Sestri Levante. La compagnia degli Evasi
Stasi di Castelnuovo Magra proporrà Il Re muore di Eugene Ionesco. Al debutto alla 62esima Sagra della Mimosa a Pieve Ligure alle 21 al Teatro Massone sarà possibile assistere allo spettacolo Perché la musica per noi, canzonette d'autore e grandi classici pop rock. Un pianoforte per due Ludwig van Beethoven 1770-2020 è il titolo dell'esecuzione proposta dall'Università delle Tre Età a Lavagna. Dalle 21 nella Sala Albino della Biblioteca Civica Matteo Costa si esibirà il pianoforte. L'illustrazione storica sarà a cura di Sara Vergnano, mentre Simone Gragnani curerà l'illustrazione stilistica. Ed è confermato al momento lo svolgimento della mezza maratona delle Due Perle programmata per il fine settimana a Santa Margherita Ligure. Nonostante il percorso sia stato pesantemente segnato dalla mareggiata di ottobre, la manifestazione si svolgerà regolarmente con l'anteprima domani della Portofino Run e della Family Run. Vediamo il servizio. Per Santa Margherita Ligure la mezza maratona internazionale delle Due Perle rappresenta un'ulteriore possibilità di riscatto. In un territorio ancora ferito dalle mareggiate dell'autunno scorso, gli organizzatori attendono oltre 2000 podisti. Santa Margherita Ligure reagisce alla calamità naturale che a fine ottobre ha colpito il nostro territorio, confermando tutte le principali manifestazioni e quindi il dinamismo e l'accoglienza della città. Un evento straordinario che coinvolge tutti. Per riuscire a realizzarlo quest'anno in particolare è stato necessario fare squadra tra gli organizzatori, le associazioni, i cittadini, le autorità civili e militari, l'amministrazione. Credo che sia davvero il risultato di un impegno collettivo. Non essendo disponibile la strada tra Santa Margherita Ligure e Paraggi, il percorso della gara è stato modificato. Per la prima volta nella storia il tracciato interesserà anche il quartiere di San Siro. I corridori lo attraverseranno solo una volta all'inizio dalle 9 alle 9:40 circa. Quest'anno si arriva anche a San Siro nel cuore della città. Dunque si coinvolge il quartiere residenziale e credo che sia un'edizione davvero in cui chi vuol bene a Santa Margherita deve partecipare, o come corridore, come runner, oppure per venire a guardare ed applaudire. Sabato il debutto con la Portofino Run e la Family Run, domenica invece la mezza maratona con la presenza tra gli altri anche di corridori di spicco. Ci saranno presenti amatori, ma ci saranno anche presenti campioni che hanno vinto dei titoli mondiali, su tutti Martin Fitz e Abel Anton. Martin Fitz per lui sarà di nuovo una grande sfida perché proprio su questa strada cercherà di migliorare il suo primato mondiale sui 10.000 metri. Godiamoci tutti insieme la bellezza di Santa Margherita Ligure venendo a partecipare alla mezza maratona delle Due Perle. E in considerazione delle modifiche al percorso sono state disposte alcune variazioni alla viabilità in centro a Santa Margherita Ligure. Via Fratelli Arpe per la durata della gara sarà regolata con semafori a senso unico alternato per consentire il collegamento tra Corte e il centro. In alcuni tratti del percorso sarà vietata la sosta e l'utilizzo di qualsiasi tipo di veicolo fino al termine della manifestazione o fino alla riapertura della strada che per il quartiere di San Siro sarà prevista verso le 9:40. Domenica mattina il servizio dello svuotamento dell'organico per le attività cosiddette food sarà anticipato di un'ora. Si raccomanda di recuperare quanto prima l'apposito contenitore. Per quanto riguarda la manifestazione Portofino Run in programma sabato al pomeriggio non ci sono modifiche rispetto alle edizioni precedenti. L'impossibilità di raggiungere Portofino costringerà i corridori a effettuare 2 volte il percorso tra i Giardini a Mare e la Cervara. E per lo svolgimento della mezza maratona sono previste alcune variazioni al servizio di trasporto pubblico di ATP a Santa Margherita Ligure sia per la giornata di domani sabato che per quella di domenica, e tutti i dettagli li trovate come possiamo vedere sul nostro sito internet teleradiopace.com. In chiusura uno sguardo alla nostra programmazione, al termine l'edizione di Noi Chiesa alle 21:10 su Telepace 1 canale 15. Vediamo in anteprima i titoli della puntata di oggi. Non c'è giustizia senza misericordia, il filo conduttore della veglia ecumenica tenuta a San Giovanni Battista a Chiavari a conclusione della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Festa nella parrocchia di Sant'Antonio a Sestri Levante. Il vescovo ha conferito l'accolitato a Giovanni Ranieri. Il suo servizio, ha detto, è un dono per l'intera comunità. Educare alla responsabilità nell'uso del web. Dialogo sul tema dell'utilizzo dei social media a Lavagna è uno degli appuntamenti in calendario per il mese della pace.
La dolcezza ottiene più della rabbia, dell'ostilità e del contrasto. È l'esempio di San Francesco di Sales che il vescovo ha chiesto di seguire durante la messa celebrata per i sordi del Tigullio. Monsignor Tanasini in ascolto degli operatori sanitari. In preparazione alla giornata mondiale del malato, domenica alle Giannelline a Mare, tutti coloro che prestano servizio in sanità sono invitati a condividere le proprie esperienze e riflessioni. C'è una grande ricchezza nella sofferenza, la riflessione della psicologa Giorgia Gollo, che ha incontrato i sacerdoti della diocesi di Chiavari nell'ambito degli appuntamenti della Scuola del Clero. Giorgio Lapira, autorevole maestro di spiritualità, cultura e impegno sociale, a Genova un convegno per imparare dal sindaco Santo come impegnarsi nella società di oggi. Ed è tutto per questa edizione di Tigullio Oggi. L'informazione torna domani mattina alle 7:30 con la nostra rassegna stampa. Continua sul nostro sito teleradiopace.com e sul canale 187. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.